Ciao ragazzi! Oggi ci troviamo sul gruppo del Puez, a cavallo tra l'Alta Val Badia e la Val Gardena. Saliremo vallate verdissime e passeremo anche per scenari quasi desertici. Attraverseremo spazi ampissimi, costeggiando su sentieri di incredibile bellezza. Ammireremo le meraviglie delle vallate interne a questo gruppo montuoso, fino ad arrivare qui, al rifugio Puez, nel cuore dello splendido parco naturale Puez-Odle. Ragazzi, il nostro punto di partenza è Colfosco e la nostra prima meta è il rifugio Edelweiss, che si raggiunge abbastanza rapidamente e abbastanza agilmente. Noi oggi la facciamo un po' pigra, saliremo al rifugio Edelweiss con la cabinovia, più che altro perché abbiamo un pass da sfruttare un po', per cui ci va bene così. Ma la vallata dove si sale è davvero splendida ed è quella lì. Ma allora ci siamo lasciati la comoda stradina alle spalle, abbiamo preso quel bivio là, ora saliamo più decisamente sempre sul segnavia numero 4. Ragazzi, siamo arrivati a questo bivio dal quale si stacca il sentiero che conduce alla cima del Sassonger. Come vedete è un sentiero per escursionisti esperti, comunque esposto, si arriva a una forcella, poi si sale, si vedono delle piccole sagome di escursionisti che stanno salendo, anche lì c'è qualche tratto attrezzato, un brevissimo tratto attrezzato, ma molto bello davvero. Lasciamo qua in alto a destra il link alla salita che abbiamo fatto l'anno scorso. Noi però questa volta procediamo sempre su segnavia numero 4 in direzione di Forcella dei Ciampei e quindi del rifugio Puez. Ragazzi, questa conca col Sassonger da un lato e sullo sfondo il Civetta e sotto il Colpradata è meravigliosa davvero. Allora, abbiamo scollinato una prima selletta e siamo arrivati in questo invaso, dove lì ci sarebbe il Lac des Ciampei, sarebbe il lago dei Ciampei, che però è quasi sempre in secca, anzi praticamente sempre ed erboso, seppure scorre dell'acqua e si sente anche il rumore. Lì sopra c'è il Col de la Sonne, spunta appena appena, davvero molto particolare come forma e con formazione. E noi ora continuiamo per Forcella dei Ciampei, che sta lì sopra, dove sono le indicazioni un po' oltre, quindi costeggiando il pendio e poi risalendo con qualche tornante. Ciao! Com'è? È molto bello. Poi insomma, che bella giornata, finalmente il sole. Bellissimo. Ragazzi, la montagna più in alto sulla sinistra è Sassonger
ma lì più in fondo si intravedono a partire dalla sinistra il Setsas, il Pelmo e il Col di Lana. Paraggi di Forcella dei Ciampei, conosciuta anche come Sommafurcia. È un luogo meraviglioso, l'avrete visto forse anche in altri nostri video. Da questa parte si apre il parco Puez-Odley con le sue cime principali, il Piz del Puez, il Piz Sureda, il Col del Puez e tutto questo vallone, la Vallunga. Dall'altra parte invece è dove siamo venuti su, ovviamente la vallata, la Val Badia. Questo è proprio uno dei valichi d'accesso dalla Val Badia, appunto al parco Puez-Odley col Sassonger e tutte le montagne che abbiamo visto prima. È un luogo meraviglioso, abbiamo fatto un breve video qui perché ora ci metteremo con questo traverso nella tipica e caratteristica passaggio, diciamo, tra le rocce stretto-scalinate che poi ci farà scollinare direttamente, sempre seguendo il nostro segnavia, verso il rifugio Puez. Che meraviglia! Oh. Ragazzi, a questo punto il Parco Naturale Puez-Odley si apre tutto. C'è la Vallunga enorme qua in mezzo e le sue cime principali, il Piz Sureda, il Piz del Puez, il Col del Puez, il Col della Son là, il Sassonger con un piccolo cappello di nubi, di là il Sas Champak e le altre vallate. Ragazzi, dopo Forcella dei Ciampei si costeggia il falso piano, il rifugio Puez è da dietro ed è un percorso piacevolissimo. Il grosso del dislivello ormai è fatto e consente il percorso di guardare la Vallunga e le cime circostanti, davvero davvero bello. Bello? Bellissimo, che roba. Splendida la marmolada di fresco innevata che spunta dietro i pendii del Sas Champak, che è la cima principale di questo mini gruppo. Ragazzi, lì in fondo, dopo la Vallunga, compare anche, è invisibile, il massiccio dello Sciller. Che splendida la Vallunga. La bacchetta è incastrata. E Succede anche ai migliori. anche peggiori.
mangiare in falso piano splendido. Queste persone sono pazzesche, ci sono questi massi incastrati, chissà che vengano. Sono andato sopra. Infatti è meglio che torni di qua. Torna di qua, va, non scherziamo. Wow, pazzesco. Ragazzi, quelle 3 bandiere, vi ricordate come sventolavano quando sono salito sul Pizzolera e che vento e che nebbia c'era? Si vedevano, mi sa, solo le bandiere. Solo le bandiere, sì. Tutto il resto era nella nube. Invece adesso guardate che meraviglia. Wow. Qui dietro il primo è il Col del Puez, ha una conformazione molto particolare con questi pendii molto drittici, questa roccia quasi rossa. E lì, scollinando, adesso si vedrà fra 5 secondi, c'è il rifugio Puez. Appena prima il vecchio e poi il nuovo. Eccolo là, si vede. Che posizione, oh. Ed eccoci qua il rifugio Puez. Stupendo. Mamma mia. Che vista. Ragazzi, siamo arrivati al rifugio Puez. È la nostra tappa finale, ora mangeremo qualcosa qui e poi ritorneremo secondo il percorso di salita. È un itinerario davvero adatto a tutti, bisogna salire alcune centinaia di metri, sotto nel testo del video trovate alcuni dettagli, ma è davvero meraviglioso, si può mangiare qui anche in un contesto davvero strepitoso, veramente nel cuore del Parco Naturale Puez-Odle. Con questo noi abbiamo finito anche per questo video, noi speriamo che vi sia piaciuto, vi sia stato in qualche modo anche utile, magari se vi è piaciuto magari lasciate un commento, metteteci un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo siete già e con questo noi vi diamo appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna! Ciao.